Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere a un'amicizia che è iscritta al canale YouTube in riguardo ai registri akashici. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guardian Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il The Guardian Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e se avete qualche dubbio o problema chiedete pure a Milas, che è sempre molto disponibile e gentile ad aiutarvi. I link sono sotto qui in descrizione. Eventualmente, se volete lasciare anche un super commento o qualche domanda, il vostro Marietto è contento, e mi raccomando un bel super like che tira sempre su di morale. Parliamo un po' di questi registri akashici che stanno divenendo di moda in questo periodo di New Age, come si dice, tutto fuoco e fiamma. Però il vostro Marietto parte da molto distante, parte da quando a 7 anni e mezzo, 8 anni, camminava per le vie di Varese col suo babbo su una strada tutta ciotolata e polvorosa, cioè per quei tempi era già un lusso, alberate, perché poi noi andavamo nei boschetti a prendere le energie. E cosa succedeva? A un certo punto il babbo del Marietto, insomma, non sapeva come spiegargli certe cose, e un giorno il babbo mi disse: sai, io viaggio. Al che il vostro Marietto pensava: ma chissà dove viaggia. E il suo babbo, cioè il mio babbo, mi disse: io viaggio, sai, io quando dormo viaggio, esco dal corpo, vado su altri piani e vado in India. Anche il vostro Marietto era super incuriosito, voleva anche lui viaggiare a destra e a sinistra. Infatti il mio babbo mi diceva che noi andavamo in giro a viaggiare per il pianeta, solo che non mi ricordava quando tornavo indietro. E poi mi diceva anche un'altra cosa: sai, io vado in un posto dove c'è tanta luce e lì puoi fare tutte le domande che vuoi e lì ci sono tutte le risposte. A che il vostro Marietto, incuriosito, voleva andare anche lui su questa luce. E infatti un giorno ci andai su con il mio babbo. Lui riusciva ad arrivare fino al terzo piano in quei tempi, e venne giù un maestro, cioè il suo maestro, e mi portò dal terzo piano al quinto piano. Il mio babbo non ci riusciva a salire oltre il terzo, e quando ci vedemmo 2 settimane dopo faceva i salti come una cavalletta lungo questo viale per Varese, per il semplice fatto che lui era riuscito, o aveva avuto la grazia di Dio, di generare un quinto piano, no? Ma cosa c'entra questo con i registri akashici? I registri akashici non sono altro che la luce dell'amore, cioè praticamente è tutta quella banca dati infinita che questa New Age ha catalogato con il nome di registri akashici. Nella realtà 50 anni fa, perché il vostro Marietto ha più di 56 anni come minimo, una volta si chiamava luce d'amore, quindi lì dentro, in questo posto favoloso dove tutti quelli che hanno un certo grado di vibrazione riescono ad arrivare, cioè le anime antiche, praticamente si può raccogliere, domandare, insomma fare tutto quello che si vuole a livello di curiosità. Certamente bisogna entrare in risonanza. Oggi come oggi è di moda questa parola di registri akashici, ma capite anche voi che non tutti possono arrivare a accedere a questa luce con lo stesso background. In altre parole, ogni karma definisce un limite, e quindi se voi siete o una persona bassa di vibrazioni, chiaramente certamente riuscirà a raggiungere questi livelli di conoscenza soggettiva, però sarà sempre delimitato dal proprio karma. E quindi quando voi sentite che uno legge registri akashici di qua, registri akashici di là, insomma la cosa diventa un pochettino pesante, proprio per il semplice fatto che quando uno raggiunge certe vette spirituali capisce che non tutti possono in un certo senso riuscire a comprendere, quindi ci vuole un determinato, anche perché si brucierebbero, nel senso, il mio babbo ad esempio fino al terzo piano riusciva ad arrivare, ma poi poteva fare quello che voleva, ma oltre non andava. Quindi la maggior parte delle persone riescono ad arrivare al primo
con qualche grazia di Dio al secondo, al terzo si è già quasi nel settore della genialità e al quinto si è praticamente fuori da tutti gli schemi mentali che uno possa immaginare. Io chiaramente quando sono stato sul quinto guardavo cosa mi diceva questo maestro e ho visto il mio futuro e ho detto ma quello lì bisogna fermarlo con tutti i mezzi che si può, e lui mi disse guarda quello lì sei tu. E a un certo punto, quando ci vedemmo di nuovo dopo 2 settimane, gli raccontai cosa vidi e il mio babbo mi disse sì, una cosa è la teoria, poi la pratica, questa è la vita e qui bisogna fare quelle cose lì. Quindi, cari miei, i registri akashici non sono altro che l'amore incondizionato, e chiaramente se voi portate una tartaruga pensando che possa diventare un'aquila è difficile, quindi tutto è condizionato dal karma, tutto è condizionato dal fare in un certo senso e dalla voglia di uscire da questi steccati mentali che ci hanno messo quando siamo nati. Quindi il mio consiglio cos'è? Il mio consiglio è di usare dei circuiti che, come il vostro maledetto messo nel sito capitano.altavista.org, aiutano ad esempio a avere l'amore universale, oppure dei circuiti che tagliano questi legami perniciosi per poter essere liberi e poter camminare verso una liberazione e una conoscenza di questi registri akashici, che non è altro, e lo ripeto, dell'amore incondizionato. Però è chiaro che per una persona new ageana la chiamerà sempre registri akashici, ma sono sempre esistiti, esistono ed esisteranno anche che dopo il Marietto veneziano avrà lasciato questo corpo. Quindi quando qualcuno vi vuole leggere i registri akashici la vedo dura perché di base, secondo il mio concetto, è una cosa proprio, da quello che ho visto io, è una cosa molto personale, cioè nel senso che io sono andato sì su col mio babbo al terzo piano, ma visto che lui non sapeva neanche che io ero un quinto piano, a un certo punto lui non poteva leggere niente di me fino a un certo punto, cioè fino al terzo riusciva ad arrivare, ma poi io ero un'anima che non poteva essere imbrigliata anche dalle sue conoscenze. Quindi non vedo, se uno non sa che cos'è una conoscenza akashica, poi va da un altro che gliela legge, ma se questo qui è anche superiore all'altro, la vedo dura che quell'altro gli possa spiegare qualcosa. Bene cari amici, detto questo, il vostro Maledetto Veneziano vi ringrazia di avermi seguito fino qui e vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Maledetto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.